I volti di 700 donne uccise da mariti, compagni, padri o sfruttatori e poi la lunga lista di madri ammazzate dai figli. A Treviso, fino a sabato, i ritratti delle vittime di violenza in Italia dal 2015 a oggi. Bambine, giovani ragazze, donne, anziane, oltre 60 i delitti consumati in Veneto. A curare l'esposizione, una chiocciola illuminata allestita a Palazzo dei 300, l'artista veneziana Paola Volpato in collaborazione con Comune e Commissione Pari Opportunità. Non amo moltissimo l'esibizione di sangue, le cose retoriche, le cose forse a volte si vede troppo, no? Questo aspetto dell'esibizione della violenza. Invece credo che sia molto importante vedere, diciamo, la sequenza proprio delle persone che non ci sono più. Questo è sufficiente per illuminare come stanno le cose. Franca Fava e Fiorella Sandre bruciate vive a Castagnole di Paese, Elisa Campeol accoltellata sul Piave a Moriago, Sofia Melnik gettata in un dirupo sul Grappa e l'elenco tragicamente lungo potrebbe continuare. Spiccano gli sguardi in questi visi ritratti gioiosi, sorridenti che Paola riproporrà in altri eventi a Mestre e Zellarino. Volevo ribadire il loro orgoglio di donne, la loro dignità di persone. Questo è centrale per me. Cioè far vedere la forza vitale, la bellezza che c'è in ognuna di loro, perché sono anche molto, secondo me, molto piene di speranza queste persone che guardano. Probabilmente chi le fotografa è stato quello che le ha uccise, no? È un cortocircuito tremendo se ci si pensa. Volti che parlano alla coscienza di ciascuno. Ci sono molti uomini, ma anche molte donne che si tirano fuori dal problema, pensano che non riguardi loro, pensano che non vogliono approcciarsi al problema, mentre invece secondo me è una tematica che dovrebbe essere affrontata e approfondita veramente da tutti.